In via Luca Crescente, dalle parti del Lido Agrigentino di San Leone, qualche settimana fa era stata disegnata la segnaletica orizzontale, da sempre carente o del tutto assente. Un intervento sicuramente utile per la sicurezza stradale. Peccato però che la segnaletica è quasi scomparsa in alcuni punti con la vernice che si vede appena ed è strano che ciò possa succedere nell'arco di pochi giorni. Parliamo di una strada ad altissimo rischio, soprattutto per la mancanza di un'adeguata segnaletica. L'arteria che congiunge con il viale Emporium è diventata teatro di incidenti gravi come quello di alcuni giorni fa. Da qui l'auspicio che oltre a fornire l'arteria di una segnaletica orizzontale che duri nel tempo, si possa pensare anche a collocare lungo la strada un'auto velox alla luce dei risultati ottenuti con l'apparecchio installato nei pressi della rotatoria San Pietro, che si sta dimostrando un ottimo deterrente. Per quanto riguarda la via Luca Crescente, è giunto il momento, insomma, di cominciare a studiare delle iniziative utili a rendere la strada veramente sicura. La prevenzione qui serve tanto quanto la strada degli scrittori.